Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Simona Cinà sarebbe morta annegata. Emergono i primi esiti dell'autopsia di oggi al Policlinico di Palermo. Si scioglierebbe così il dubbio della famiglia della ventenne trovata morta in una piscina durante una festa di laurea a Bagheria. Catania, arrestata madre che abusava da anni del figlio disabile di 15 anni. I video dell'orrore trovati nel cellulare della donna. Si è suicidato in carcere a Messina il carnefice di Sara Campanella. Stefano Argentino non era più in regime di alta sorveglianza. Le recriminazioni dell'avvocato che lo difendeva, dice la responsabilità è dello Stato. Palermo arrotondava lo stipendio facendo il giardiniere. Muore in un incendio di sterpaglie in un terreno privato un dipendente della RAP. Sì del CIPES al progetto definitivo del ponte. Salvini annuncia l'apertura dei cantieri a settembre. Sabato il corteo dei comitati contrari all'opera. Catania, svolta per i 300 lavoratori dell'Opera Diocesana Assistenza senza stipendio da 7 mesi. L'arcivescovo Renna ha annunciato l'affitto del settore sanitario con un bando pubblico, ma la preoccupazione dei dipendenti resta. Calcio, gol e fiducia per il Palermo. Ieri 7 reti in amichevole, la testa alla sfida di sabato contro il Manchester City. Serie C, Salvatore Aloi, Michele D'Ausilio sempre più vicini al Catania. Celiento in partenza da Trapani a Siracusa. Proseguono i lavori allo Stadio De Simone. Trovati, è stata una lunga mattinata di attesa davanti al Policlinico di Palermo, ma praticamente pochi minuti fa sono arrivate le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Simona Cinà, la ventenne trovata senza vita in piscina nella villa di Bagheria durante una festa di laurea. La ragazza sarebbe morta annegata. Lorena Dolci. Simona sarebbe morta annegata. I medici hanno trovato tracce di acqua nei polmoni, escluse anche eventuali patologie cardiache, ma non è stata definita l'ora del decesso. Sono i primi risultati dell'autopsia sulla ventenne trovata senza vita nella piscina della villa affittata per una festa di laurea, proprio mentre gli invitati cominciavano ad andare via. Il corpo era adagiato sul fondo della vasca in un angolo lontano dal punto bar e poco illuminato. Ma restano ancora altre domande. Perché una ragazza sportiva, ottima nuotatrice, in perfetta salute, è morta in mezzo metro d'acqua? Bisognerà aspettare l'esito completo degli esami. Ha perso coscienza, ha causato un malore. Fondamentali anche gli esami tossicologici per capire se, come sospettano i familiari, qualcuno abbia dato alla ventenne della droga. Nella villa di Bagheria sono state sequestrate decine di bottiglie di alcolici, anche se nei video girati durante la festa con le amiche Simona appare sorridente e tranquilla. I primi accertamenti hanno escluso segni di violenza, tranne alcuni ematomi sullo sterno, probabilmente dovuti ai tentativi di rianimazione da parte dei ragazzi che per primi l'hanno soccorsa. All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo in mattinata erano arrivati anche i genitori, la sorella gemella e altri familiari. Una triste processione per dare a Simona l'ultimo saluto. E adesso a Catania è stata arrestata per violenza sessuale aggravata la madre di un ragazzo disabile di 15 anni. La storia, la drammatica storia, ce la racconta in questo servizio Desiree Ferlito. Una storia dell'orrore, quella scoperta dalla Polizia di Stato a Catania, dove una donna è stata arrestata con l'accusa di aver abusato sessualmente del proprio figlio di 15 anni, affetto da deficit psichici. L'indagine, avviata dalla Procura distrettuale di Catania, è scaturita da una segnalazione della comunità a cui il minore era stato affidato, ha messo in luce che la donna di 51 anni avrebbe abusato del figlio sin da quando aveva 13 anni, inducendola a compiere atti sessuali con l'invio di messaggi audio dal contenuto sessualmente esplicito, nonché foto e video di autoerotismi rinvenuti sul telefono cellulare della donna. Il minore, sentito successivamente dal pubblico ministero con l'assistenza di una psicologa, ha confermato con profondo senso di imbarazzo quanto emerso dai accertamenti tecnici. La procura distrettuale ha chiesto e ha ottenuto dal giudice un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla polizia postale con l'applicazione del braccialetto elettronico alla donna e il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la vittima.
Un 57enne, Francesco Dino, è stato ucciso a coltellate a Prizzi nel Palermitano. È stato portato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo, ma è morto prima di arrivare nel nosocomio. I carabinieri indagano per risalire agli autori del gesto. Si è tolto la vita in carcere a Messina. Stefano Argentino è accaduto ieri pomeriggio. Il 31 marzo aveva ucciso la collega di università Sara Campanella. Il legale della vittima però accusa lo Stato. Francesco Triolo. Stefano Argentino, il 27enne di noto reo confesso per il femminicidio di Sara Campanella, si è impiccato ieri pomeriggio nella cella del carcere di Gazzi a Messina, dove era detenuto. La tragedia si è consumata poco prima delle 17. Il giovane era stato sottoposto ad attenta sorveglianza revocata 15 giorni fa perché dai primi giorni della sua detenzione aveva manifestato intenti suicidi, un pericolo che anche la madre aveva sollevato nei giorni successivi all'arresto. Dopo colloqui con psicologi e terapeuti la situazione era migliorata ed era tornato ad un regime carcerario ordinario. Sull'accaduto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta. L'avvocato Concetta Latorre, che assiste la mamma di Sara Campanella, ha commentato l'episodio definendolo l'epilogo terribile di una storia terribile. Ha deciso lui le sorti di due famiglie, per noi un colpo molto doloroso, ha detto. Il legale di Argentino, Stefano Cultrero, invece se la prende con lo Stato, considerato l'unico responsabile. Avevo chiesto una perizia psichiatrica perché avevo compreso Stefano e i suoi problemi, ha detto. Argentino aveva già manifestato la volontà di suicidarsi lo scorso aprile, quando rifiutava anche cibo e acqua. La madre argentina e i magistrati, nell'immediatezza dell'arresto, aveva spiegato di aver aiutato il figlio perché aveva manifestato l'intento di suicidarsi subito dopo i fatti. Il 10 settembre si sarebbe dovuta tenere la prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise di Messina. Il GIP aveva respinto la richiesta di perizia psichiatrica per Argentino. Nelle contestazioni della procura anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. Tragedia a Palermo, un dipendente della RAP, libero però in quel momento dal servizio, è morto in un incendio di sterpaglie. Stava pulendo un giardino privato proprio in quello che poteva essere definito il lavoro che faceva, quello di giardiniere, per arrotondare. Tonino De Mana. Era libero dal servizio e faceva il giardiniere per arrotondare. Invece di andare al mare o a riposarsi, stava lavorando sotto il solappicco in un terreno privato per ripulirlo dalle sterpaglie, quando all'improvviso è stato avvolto dalle fiamme. È morto così Francesco Sanfilippo, 54 anni, dipendente della RAP, la municipalizzata che si occupa della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Palermo. La tragedia si è consumata nel quartiere di Santa Maria di Gesù. A lanciare l'allarme una chiamata al 112 che annunciava l'incendio in un giardino in via D'Arenu. Nel corso dell'intervento di spegnimento è stato ritrovato il corpo carbonizzato dell'uomo. Probabilmente il decesso è avvenuto per aver inalato fumi dopo aver tentato di domare il rogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della squadra mobile. Indagini sono in corso per far luce sull'accaduto. La tragica fine del giardiniere ha suscitato commozione, rabbia e sgomento, sentimenti che in tanti hanno condiviso per un destino crudele a cui è andato incontro Francesco Sanfilippo. Tra sorrisi, foto e contestazioni, ieri sera a Messina il vice premier Matteo Salvini ha festeggiato con gli uomini siciliani della Lega il sì del CIPES al progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Francesco Triolo. Lo scenario dello Stretto di Messina, proprio lì dove il ponte sorgerà. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha scelto Torre Faro per festeggiare il sì del CIPES al progetto definitivo dell'opera. Foto, abbracci, saluti con i simpatizzanti della Lega arrivati da tutta la Sicilia. Il sì di ieri dà un'accelerata importante all'iter che adesso passerà per la ratifica alla Corte dei Conti, che dovrà dare l'ok definitivo. Conto che arrivi per partire entro settembre, per vedere sia a Messina che a Reggio i primi operai al lavoro. Ci saranno le indagini archeologiche, ci saranno gli espropri. Ricordo che chi verrà espropriato su entrambi i fronti avrà un 20% in più rispetto agli espropri che ci sono in tutti i cantieri, penso all'alta velocità. Si guarda ai tempi, ai costi, ma anche ai pericoli di possibili infiltrazioni nell'opera. Su questo Salvini è stato chiaro. Noi vigiliamo e chiediamo l'appoggio di tutti, perché ovviamente il problema non sarà nella costruzione del ponte e i piloni, ci sono i subappalti, ci sono le mense, il movimento terra, i servizi, i trasporti. E quindi conto che le procure ci diano una mano. L'approvazione del CIPES fa scattare anche un altro step. Con oggi la politica e il ministro ha fatto normativamente, economicamente tutto quello che poteva e doveva. Da oggi è operativo il contratto fra Stretto di Messina e il consorzio Eurolink. A questo punto però la palla passa in mano
ai tecnici e saranno loro, immagino cominceranno dalle opere accessorie. Strade e aree di cantiere, espropri, temi caldi a queste latitudini ed il fronte del no non è mancato, in spiaggia prima, fuori dal locale che ospitava Salvini poi. La sicurezza a Palermo, delusi i commercianti dopo la missione di ieri del ministro Piantedosi nel capoluogo. Non si è parlato del presidio fisso, delle forze di polizia, argomento cardine di quelle che erano le richieste degli esercenti vittime di illegalità e di violenza. Desiree Ferlito. Promesse generiche e nessun provvedimento immediato. Il ministro Piantedosi a Palermo per fare il punto sull'ordine e la sicurezza pubblica dopo i ripetuti episodi di violenza delude le aspettative dei commercianti che chiedono da tempo un presidio fisso per la sicurezza dei cittadini. Ha ribadito le statistiche con i reati in calo a Palermo e nell'area metropolitana del 13% e ha sottolineato che sono aumentati in modo significativo i servizi di controllo del territorio. Poi ha annunciato più risorse per le telecamere e più uomini, suggerendo anche l'idea delle zone rosse, senza però entrare nel dettaglio su quando e come. Il fatto che il ministro annunci un calo delle statistiche non significa niente, perché molti ormai non denunciano furti o aggressioni, rassegnandosi alla certezza dell'impunità di chi li commette, dice Giuseppe Corrente di Fiepet Confesercenti. Non possiamo permetterci facili entusiasmi né pensare che le zone rosse siano la soluzione. Al contrario, rischiano di diventare uno strumento di pressione e ricatto verso commercianti e residenti. Le risorse in campo e gli uomini in strada servono subito, anche per poter cambiare questa sensazione di impunità. Quanto alle zone rosse, queste sono fuori da un'illogica del vivere democratico. Ha aggredito i genitori, il fratello e la cognata con un coltello a serramanico e un tirapugni. L'accusa contestata a un 23enne di Castrofilippo nell'Agrigentino che è stato arrestato da carabinieri e portato nel carcere di Agrigento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe aggredito i familiari. Il fratello e la sua compagna hanno riportato ferite e contusioni e sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì. A Catania 2 arresti per droga. Avevano trasformato le loro abitazioni in un deposito per la droga, ma sono stati scoperti e arrestati dagli agenti della polizia che durante un controllo nel quartiere Cibali hanno notato un SUV sospetto con a bordo i 2 uomini. Sul mezzo sono state trovate varie bustine di marijuana e denaro in contanti. Nelle loro abitazioni sequestrate altra droga, mezzo chilo e banconote false. Restiamo a Catania per i 300 lavoratori dell'Opera Diocesana di Assistenza senza stipendio, lo ricordiamo da 7 mesi, arriva una svolta. L'arcivescovo Luigi Renna ha annunciato l'affitto del settore sanitario con un bando pubblico, ma sentiamo Giusy Lazzara. Quando vengo al lavoro ogni giorno vedo piangere le colleghe perché ci sono colleghe che veramente hanno situazioni disastrose e a volte mi commuovo anch'io vedendoli perché i poverini veramente sono, dopo 7 mesi sono sempre presenti, lo dico veramente, e assistono i ragazzi come tutti quanti. Speriamo che comunque con questa cosa che stanno attivando le cose si sistemino. La storia di Angela, infermiera professionale assunta dopo anni di precariato all'Opera Diocesana Assistenza di Catania, è uguale a quella di altri 300 dipendenti senza stipendio da 7 mesi che restano adesso col fiato sospeso in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro lavorativo. E l'arcivescovo Luigi Renna a indicare la strada per una soluzione. L'annuncio di un bando per l'affitto del ramo d'azienda perché non si vuole fare cassa, si vuole semplicemente assicurare che ci sia un'azienda in grado di pagare gli stipendi pregressi e in maniera regolare ai nostri lavoratori. I debiti sono tanti e le soluzioni difficili. I debiti dell'Oda sono circa 53-54 milioni complessivamente, di cui una trentina, poco meno di una trentina, di debiti tributari e previdenziali. Resta l'attenzione dei sindacati per la salvaguardia dei posti di lavoro. Mettere un carico rispetto a quello che sono pure le garanzie occupazionali sarebbe inammissibile. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se la strategia per garantire non solo il lavoro, ma anche gli oltre 1500 assistiti con disabilità sarà un'assistenza adeguata.
Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, torniamo alla cronaca perché sono stati sequestrati 45.000 litri di carburante di contrabbando nell'operazione dei finanzieri di Catania, denunciate 3 persone. Marco Carli. 3 persone denunciate, 45.000 litri di gasolio sequestrati. Operazione della Guardia di Finanza nella zona industriale di Catania. L'accusa contrabbando di prodotti petroliferi e ricettazione. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno controllato un camion che stava avanzando con grande difficoltà per l'eccessivo peso del carico trasportato, trovando nascoste al suo interno 45 cisterne cubiche da 1.000 litri ciascuna. Le analisi del laboratorio dell'Agenzia delle Dogane di Catania hanno confermato che il prodotto era assimilabile per caratteristiche proprio al gasolio. I documenti, in cui era dichiarato il trasporto caldaie e materiale fotovoltaico vario, riportavano diverse incongruenze non sfuggite ai finanzieri. In primo luogo la data era risalente a 2 mesi prima. Inoltre il soggetto che avrebbe dovuto effettuare il trasporto è risultato diverso, così come il luogo di destinazione della merce, non compatibile con la presenza del mezzo nel comune di Catania. Il camionista, il suo passeggero e il rappresentante legale della società di trasporto sono stati denunciati alla procura per i reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e inoltre per ricettazione. Il sequestro operato dai finanzieri è stato convalidato dall'autorità giudiziaria etnea. A Catania è stata attivata la prima isola ecologica intelligente, il sito realizzato in piazza Viceré. Vediamo come funziona e a chi è rivolto il servizio. Tonino De Mana. La prima delle 4 isole ecologiche intelligenti di Catania è in piazza Viceré. Eccola con 8 moduli, 4 per la plastica, con portellone frontale per la movimentazione dei contenitori interni. Rappresenta una valida alternativa alla raccolta porta a porta dei rifiuti, con la possibilità di poter conferire in qualsiasi ora del giorno, anche se fuori comune di residenza. Come funziona? Semplice, basta inserire il codice fiscale. Differenziamo e teniamo pulita Catania, coraggio, è facile. Le altre 3 isole ecologiche intelligenti realizzate con fondi PNRR saranno attivate in via Gozzano, zona Vulcania, in piazza San Pio X e in via Madonna le Salette, piazza Don Innocenzo Bonanno. Perché intelligente? Un sistema che utilizza il codice fiscale. Il codice fiscale viene posto davanti al sensore e si aprirà di conseguenza il portello per la frazione merceologica che tu hai scelto, sia plastica, carta e cartone, vetro. Stiamo cercando di dare una traccia più ecologica e più sostenibile a questa città, con i Mangiaplastica, il consorzio Corepla, con le isole intelligenti che ci sono state fornite dal Ministero grazie ai fondi PNRR, e cercheremo di dare un'impostazione un attimino diversa. Si possono smaltire carta, vetro, plastica, lattine e piccoli elettrodomestici. Il sistema di registrazione e monitoraggio garantisce un controllo in tempo reale dei conferimenti e consente la riduzione dei costi di trasporto attraverso sistemi di telelettura a distanza. Il sindaco di Acireale, Barbagallo, consigliere metropolitano di Catania, lo vediamo appunto nelle immagini, e il primo cittadino di Misterbianco, Corsaro, consigliere nazionale ANCI, dopo l'approvazione da parte della Regione della norma che stanzia 45 milioni per gli extra costi dei rifiuti in favore dei comuni siciliani, ringraziano il governatore Schifani. E il presidente Schifani e i deputati, si legge in una nota, hanno recepito il grido d'aiuto dei siciliani di fronte alle grandi emergenze che impattano sulle famiglie. Questo è il commento appunto di Barbagallo e Corsaro, che adesso però confidano sulla stessa sensibilità per l'assistenza scolastica degli alunni più fragili. Cambiamo decisamente argomento, allo spettacolo, al Teatro dell'Efebo ad Agrigento. Applausi per i Cavalieri, potente denuncia contro corruzione e demagogia, diretta da una brillante Cinzia Macagnano, un classico di 2500 anni fa che però parla al presente. Davide Sardo. Una satira antica ma più attuale che mai. Si è conclusa tra applausi e apprezzamenti la rappresentazione dei Cavalieri di Aristofane al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Un testo scritto 2500 anni fa che ancora oggi colpisce per la sua lucida denuncia contro la corruzione, la propaganda e la deriva morale di una società che affida il potere ai peggiori.
Sul palco 7 attori straordinari, tra cui Cinzia Maccagnano, anche regista dello spettacolo, hanno dato vita ad un intreccio di parole, canti e danze con un'interpretazione poliedrica e coinvolgente. Il pubblico ha apprezzato non solo la qualità artistica della messa in scena, ma anche la forza del messaggio, una riflessione amara e attualissima sul rischio che l'indifferenza e l'inganno portino al decadimento civile. Quello che ci racconta in questa commedia è che ogni politico che avanza di grado è peggiore dell'altro, però ci fa anche riflettere sul fatto che siamo noi, che è il popolo in questo caso, cioè proprio il personaggio del popolo, che si lascia abbindolare e che in qualche maniera accetta questo modo, ecco, di comprare con un po' di fuffa, diciamo, il popolo. Una serata intensa, in equilibrio perfetto tra leggerezza e pensiero. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, gol e fiducia per il Palermo. Ieri 7 gol nell'ennesima amichevole, testa però alla grande sfida di sabato contro il Manchester City. Marco Gullà. 7 gol e preparazione che prosegue nel migliore dei modi. Il Palermo cresce e continua a vincere in amichevole. Ieri pomeriggio 7-1 all'Athletic Club, formazione palermitana che quest'anno giocherà in Serie D. Per il Palermo assegno a Augello, poi Giampalo, autore di una doppietta, Segre, Diachité, Brutto e Palumbo, mentre per l'Athletic Club Palermo il gol porta la firma di Gonzalo Sanchez. Un test utile in vista anche della grande amichevole di sabato, quando al Barbera arriveranno i campioni del Manchester City. Inzaghi vuole un Palermo compatto e che comunque faccia bella figura davanti a 34.000 circa spettatori. Mercato per il ruolo di secondo portiere c'è Bardi, già in viaggio verso Palermo. Attualmente la posizione titolare tra i pali è consolidata da Alfredo Gomis. Il franco-senegalese dovrebbe rimanere sotto la guida di Inzaghi e solo in caso di cambiamenti sarà considerato nuovamente Klinsmann, il cui posto over verrebbe liberato proprio da una possibile cessione di Gomis. Adesso veniamo alla Serie C. Salvatore Aloi e Michele D'Ausilio si avvicinano sempre più al Catania. Intanto c'è Liento in partenza da Trapani e sono a buon punto i lavori allo stadio De Simone di Siracusa. Sergio Colosi. Ripresa pomeridiana della preparazione al Massimino dopo 3 giorni di riposo per il Catania, che domenica sera alle 21 in amichevole ospiterà il Valletta Football Club. La serata con un ricco prepartita inizierà alle 19. Sul mercato dirigenti pronti a piazzare altri colpi. Salvatore Aloi e saluti con la Ternana per abbracciare con un biennale il nuovo progetto in un centrocampo già rinforzato dagli arrivi degli esterni Casasola e Donnarumma, da Corbari e da Martic, che può adattarsi nel ruolo. Per Vallocchia, sotto contratto per un altro biennio, la Ternana chiede troppo. Il Catania si muove in direzioni diverse ed è vicino anche al trequartista Michele D'Ausilio, che può essere impiegato da seconda punta. In uscita Bocic al Picerno, De Rose al Cosenza e i soliti noti Marsura, Frisenna, Chiarella, D'Andrea e forse Luperini. Per l'attacco piace Caturano, ma per il momento il suo cartellino costa troppo. Accostata anche la giovane punta catanese Simone Leonardi. A Valderice sedute aperte ai tifosi del Trapani dopo 3 giorni top secret. In partenza Daniele Celiento vicino al trasferimento al Casarano, ma prima il Trapani vorrebbe rimpiazzarlo con Camporese. Curiosità a Siracusa per il primo allenamento congiunto con il Priolo, in programma venerdì al De Simone. Installate le torri faro, mentre i seggiolini saranno piazzati durante il campionato. La società deve integrare la fideiussione entro il 14 agosto per concludere altre operazioni in entrata. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questa edizione del nostro telegiornale finisce qui. Grazie per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 19.